Questa interrogazione nasce da una questione personale che mi è successa. Lunedì scorso, lunedì 3, mio papà mi ha chiamato alle 7 del mattino che si sentiva male. Ho chiamato il 118 che poi si è preoccupato di chiamare direttamente mio padre. L'operatrice del 118 ha risposto che l'ambulanza non era disponibile al momento per recarsi a prendere mio padre. Dopodiché ha chiesto a mio padre se era disponibile a parlare con la guardia medica di turno. Mio padre ovviamente ha risposto di sì. La guardia medica non è andata da mio padre, gli ha semplicemente detto di prendere 4 gocce di calmante e di recarsi dal medico curante. Solo che mio padre aveva un ictus in corso, al che ho chiamato immediatamente mia sorella che ha provveduto a portarlo immediatamente in ospedale. Quindi, non potendo fare 2 domande nella IRI, ne ho fatta una sola e vorrei sapere di quante ambulanze si è dotato il servizio sanitario del Basso Isontino e quante di queste sono effettivamente operative nell'arco delle 24 ore. Grazie. Bene, risponde allora la Presidente. Prego, Presidente. La IRI 110, sì. All'interno dell'area territoriale dell'AS2 Isontina, facente riferimento all'ospedale di Monfalcone, sono attualmente operative un'ambulanza tipo A, autista, soccorritore più infermiere sulle 24 ore e un'ambulanza tipo A sulle 12 ore con stazionamento presso l'ospedale di Monfalcone. Un'ambulanza di tipo A sulle 24 ore con stazionamento presso il punto di primo intervento di grado, con l'aggiunta di un'ambulanza di tipo A sulle 12 ore nel periodo estivo. Le ambulanze operative nel suddetto territorio per una popolazione di circa 70.000 abitanti distribuita su un territorio di circa 250 km², sono quindi 3 nelle ore diurne, dalle 8 alle 20, e 2 nelle ore notturne, dalle 20 alle 8, mentre durante il periodo estivo, giugno, luglio, agosto, le ambulanze operative sono 4 durante le ore diurne. Tale dotazione è di gran lunga superiore allo standard nazionale, che indica come dotazione di riferimento un'ambulanza ogni 60.000 abitanti per un territorio di 350 km². Si specifica inoltre che in caso di indisponibilità delle ambulanze di riferimento causato da impegno contemporaneo su altre emergenze, viene dato supporto dalle ambulanze operative che fanno riferimento all'ospedale di Gorizia, 2 sulle 24 ore e 1 sulle 12 ore, e che il servizio di emergenza è inoltre completato dalla disponibilità di 2 postazioni di automedica nell'ambito della provincia di Gorizia. I tempi di intervento dei mezzi di soccorso nei comuni interessati risultano essere ampiamente al di sotto del target di riferimento, considerando in particolare l'indicatore per l'emergenza previsto dalla griglia LEA, intervallo allarme target dei mezzi di soccorso pari al 75° percentile della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso di tutte le missioni durante l'anno. Tale valore è fissato in 18 minuti. Bene, replica quindi alla consigliera. Io la ringrazio per le informazioni, però insomma vi posso garantire che nessuna ambulanza è arrivata da mio padre. Trovo, è ovvio che non è colpa insomma della Giunta, ma trovo scandaloso che un operatore del 118 non capisca la gravità della situazione. E trovo anche scandaloso che una guardia medica, solo perché erano le 7:30 della mattina, non si reca al domicilio di un paziente in quello stato. Grazie.